Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io prendo spazio per due parole, tanto per presentare Nico Puzzetti, il giocatore che non ha bisogno di molte presentazioni, visto la sua carriera calcistica. È un giocatore che per noi è un grande onore poterlo avere a Padova. Ha fatto una scelta importante, ha fatto una scelta di vita perché aveva almeno 13-14 anni. Questa è la sua sedia della volta, Giorgio, che continua ad andare su e giù. E ha fatto quindi la sua è stata una scelta principalmente di vita. Venire a giocare in Lega Pro l'ha fatto perché ha la famiglia di Eso e poi in maniera particolare perché questo Calcio Padova, una società che ha in programma una certa ambizione, come già detto precedentemente. Questo è un anno che vogliamo essere protagonisti sino alla fine. Quindi oggi Nico Puzzetti è il primo giocatore new entry nel Calcio Padova e spero che il buon direttore generale in settimana ci dia la possibilità di presentarne degli altri, no? Ecco. Dopodiché voglio fare un passaggio per ringraziare chi ci ha lasciato. Quindi un pensiero particolare mi sento di rivolgerlo a Emerson, il giocatore che ha dato molto qua da noi l'anno scorso, anche lui un giocatore che si è calato dalla serie A ed è venuto qua a Padova, è stato un leader, ha fatto benissimo, quindi purtroppo queste nuove regole degli over ci hanno costretto a fare delle scelte che forse magari sotto un certo punto di vista in alcuni casi non volevamo fare. Emerson, ti auguro tante belle cose, ti ringrazio della tua permanenza a Padova e tutte le gioie che ci hai fatto vivere e in bocca al lupo nella tua nuova società. Neto una parola a parte. Neto, grande giocatore, grande uomo, grande leader, c'è stato 2 anni con noi, ci ha dato molto alla squadra, ha dato molto alla società, ha dato molto ai tifosi. Vale per lui lo stesso discorso fatto prima per Emerson. Questa legge degli over ci ha imposto determinate scelte che non sempre magari sono state, in alcuni casi sono state doverose. Neto, grande uomo, grazie di quello che hai fatto qui a Padova e in ogni caso spero di vederti presto. E un bocca al lupo anche al buon Favalli, che a un certo punto anche lui ha dato il suo qui a Padova, a un certo punto ha fatto la sua scelta. Favalli, ti auguro un buon campionato. Io a questo punto ho terminato, ho detto quelle 2 cose che dovevo dire e lascio la parola al buon Nico, al direttore. Direttore, vuoi dirci tu 2 parole prima che cominci il lavoro con le domande? Penso che il protagonista sia lui. Do il benvenuto al primo nuovo acquisto, che penso sia un acquisto di assoluto valore. È un giocatore che ha la carriera che parla per lui, è comunque un giocatore che ho individuato per caratteristiche sia tecniche che di leader. Lui dice che ha fatto una scelta di vita perché si avvicina a casa, ma in realtà la fa anche perché comunque spera di poter crescere ancora con il Padova e quindi ci auguriamo che questo sia il primo mattone importante per poter fare un campionato importante. Approfitto anch'io, come ha fatto il Presidente, per ringraziare Neto e Emerson perché sono 2 giocatori forti, 2 professionisti seri che sono purtroppo penalizzati da questo regolamento che purtroppo ti porta a dover fare i conti con la lista degli over e quindi a fare delle scelte di un certo tipo, e per quanto riguarda anche caratteristiche tecniche, quindi auguro a loro un campionato importante dove andranno a giocare. Adesso direi che il protagonista assoluto è Nico, quindi spostiamo i microfoni verso di lui e benvenuto ovviamente. Grazie. Nico. Volevo ringraziare il Presidente per le parole
di benvenuto e anche il direttore, ma soprattutto perché hanno creduto in me, hanno creduto a questa scelta che io ho fatto e questa fiducia spero di ricambiarla sia dentro che fuori dal campo, e quindi sì, ho fatto una scelta di vita come hanno detto appena loro, però ho fatto questa scelta perché per me non era un problema anche scendendo di categoria, ma appena ho saputo che c'era la possibilità di venire a Padova l'ho preso al volo, perché è una città importante, è una città storica sia di cultura che anche calcistica, una società sanissima, e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, e sono qua per dare il mio contributo a provare a fare veramente l'impresa e fare qualcosa di importante con la maglia del Padova. Ci racconti un po' com'è nata la trattativa, come si è sviluppata, se è durata poco, penso sia stata una roba abbastanza veloce invece. Ma sì, io avevo una proposta di contratto dallo Spezia dove la stavo valutando, poi abbiamo saputo del Padova, non ci ho pensato 2 volte, quindi è stata una cosa breve dove io ho detto subito di sì, e quindi sono contento di questa scelta, la rifarei anche oggi, quindi sono molto contento. Senti, tra i tanti elementi che ti immagino ti hanno fatto scegliere di venire qui, anche la presenza di un allenatore che già in 2 esperienze hai avuto. Visto un po' dal campo, ce la racconti dal punto di vista del giocatore Bisoli com'è? Ma sì, ritrovo il mister dopo un po' di anni, 2 esperienze che ho avuto che non sono andate benissimo, però comunque è una persona veramente seria, è un ottimo professionista, un uomo vero, e con lui in campo non ti annoi mai, perché comunque è una persona molto calorosa, molto caratteriale, e ti spreme fino all'ultimo goccia di sudore in allenamento e pretende l'attenzione sempre alta, gli allenamenti sempre al 100%. Gli allenamenti un po' devono rispecchiare un po' la partita della domenica o del sabato, quindi è molto esigente e grazie al suo carattere tira fuori i giocatori qualcosa in più che serve poi la domenica ad affrontare le partite in un modo diverso, in un modo più cinico, e non lascia mai niente al caso. Nico, non mi ricordo esattamente in che anno, però c'era già stata la possibilità di venire a Padova, comunque un abboccamento col Padova qualche anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, possibile? Ma forse l'anno che andai a Siena c'era un interessamento e poi non si concluse con successo, quindi io ero a Bologna, ero in uscita e andai in prestito a Siena dove poi è stato un campionato un po' particolare, però non sto qua a parlare di questo. Senti, il mister dove ti utilizzerà? Perché si è capito da quanto ci è stato detto che ti vuole utilizzare davanti alla difesa. Tu che ruolo vorresti fare, o comunque insomma come ti poni di fronte alle richieste sue? Ma chiaramente hai scelto di fare il mister, io mi metto a disposizione al 200% e sono una persona molto trasparente, quindi si può parlare tranquillamente. A centrocampo ho fatto tutti i ruoli, quindi posso giocare a 2, 3, mezzala a destra, mezzala a sinistra. Ho fatto anche il trequartista, che forse non è il mio ruolo naturale. Ho giocato quest'anno davanti alle difese un po' di partite, quindi dove sceglierà il mister di farmi giocare sono a disposizione. Immaginiamo che per scendere dopo tanti anni in Lega Pro tu abbia anche chiesto delle garanzie dal punto di vista tecnico e della competitività della squadra alla società. Dunque, quali sono stati gli obiettivi stagionali che ti sono stati prospettati? No, obiettivi nel senso, io ho fatto questa scelta perché comunque è una società sanissima, e questo è una garanzia già questo, trovarlo in questo momento nel calcio. E quindi io sono venuto qua per fare qualcosa di importante. Garanzie non è, perché comunque si possono raccontare tante cose, ma comunque i campionati vanno giocati, vanno vissuti, vanno vinti per provare a vincere campionati. Quindi noi partiremo come tutte le altre squadre, però solo col lavoro e con la dedizione, diciamo, al sacrificio si possono ottenere dei risultati.
Dell'attuale rosa tu ritrovi qualche ex compagno? No, dell'attuale rosa no, e non ho giocato con nessuno di questi. Mentre contro il Padova io credo tu hai fatto qualche minuto quella famosa partita Siena-Padova che poi ha condannato il Padova alla Lega Pro e purtroppo anche per il Siena poi è finita male, no, quell'anno. Altre volte non credo? No, ho giocato solo quell'anno lì contro il Padova a Siena, era prima di Natale se non ricordo male, fece anche gol quella partita, però pareggiamo 2-2. Ah sì, era qui le grandi, sì. Sì, però è stata una partita un po' particolare, non è che ho condannato io il Padova. No, quella di ritorno è stata. No, quella di ritorno è stata la partita in cui il Padova ha avuto la retrocessione matematica in. Era l'ultima di Perché campionato. Era l'ultima di ritorno. Ah, di ritorno, Ah, sì. Penultima di campionato. Era quella giocata Hai parlato di scelta di vita, volevo capire dal punto di vista professionale, dal punto di vista anche affettivo, piuttosto che. No, dal punto di vista professionale, dal punto di vista anche affettivo, perché comunque dal punto di vista affettivo, perché io vivo a Jesolo da un po' di anni, sono sposato con mia moglie di Jesolo, mio figlio va a scuola a Jesolo, la residenza di Jesolo, ormai sono 10 anni che sono un Veneto acquisito, quindi per me giocare in Veneto, come ho fatto in passato, è una regione che amo, l'ho scelta per vivere, per vivere adesso e penso in un futuro, quindi ho fatto una scelta che sotto quell'aspetto. All'esterno, la piazza, la squadra di Padova, come le hai, non so, vissute fino ad oggi e che cosa ti aspetti anche arrivando? Hai detto una società ricca di storia, una città importante, che aspettative hai dal punto di vista ambientale? Mai, spero che già oggi in questo primo incontro comunque la società, e li ringrazio, mi hanno accolto subito benissimo e mi hanno fatto sentire subito a mio agio e quindi già questo è un passo avanti per creare un rapporto importante. E io ho firmato 2 anni di contratto, quindi questi 2 anni voglio mettermi a disposizione sia della società che della squadra, quindi questo è un po'. Poi da fuori comunque Padova, giocare contro il Padova è una città, una provincia, una città grande con tanti abitanti e penso che tutti abbiano voglia di calcio ed è un po' quello che si merita questa città, penso, per un futuro. Se non ci sono altre domande, passiamo alle tele di là. Grazie. Grazie a voi. la collegissima.